siamo qua con Denise Vacca, è un'oncologa palliativista. Raccontaci del tuo bellissimo lavoro. Io mi occupo di medicina palliativa, che è una vera e propria medicina, che però va un pochino in antitesi con quello che è il mestiere del medico che tutti pensano, nel senso che il medico si laurea per guarire le persone. Di fatto io non posso più guarire le persone, ma di queste persone me ne prendo cura e le curo, proprio nel momento in cui sembrerebbe che non c'è più niente da fare. La medicina palliativa si occupa delle persone affette da malattie croniche che quindi durano da tanto tempo, che progrediscono in maniera più o meno rapida e che porteranno a morte, mentre la medicina tradizionale cura quello che gli inglesi chiamano disease, quindi proprio il danno del corpo, la malattia biologica. Le cure palliative considerano più l'illness. In inglese significa lo stesso malattia, però la valenza del vissuto della malattia sul paziente, quindi la biografia della malattia e la ripercussione che quella malattia ha sul paziente e sui suoi familiari. Quindi è un vero e proprio accompagnamento alla morte, possiamo dire. Allora diciamo che in questo accompagnamento lo scopo è quello di preservare la dignità della persona, ricostituirla, come riassemblare quei cocci che si sono rotti, valorizzando non più la quantità di vita ma la qualità della vita. Tu hai a che fare con tante persone che poi non ci saranno più e io mi chiedo qual è il tuo rapporto con la morte? Giulia, prima di fare i conti con la morte degli altri bisogna fare i conti con la propria, altrimenti non avrei mai potuto fare questo che io considero un lavoro, non è una missione. Devo fare i conti con quello che è il mio rapporto con la malattia e con la morte, e con la mia morte, che tu sai bene adesso nella cultura contemporanea è nascosta, marginalizzata. Di fatto la morte fa assolutamente parte della vita e infatti le cure palliative non interferiscono né sull'accorciamento né sull'allungamento della vita, la seguono nel suo normale evolversi, questo è il senso. Da qualche mese insomma, è nato il progetto della Società dei Sogni insieme a dottor Domenico Renna e Barbara Corrias e poi ovviamente tu. Raccontaci anche di questo fantastico progetto. Abbiamo parlato di cure palliative chiaramente in maniera un pochino parziale, volevo solo dire che ne abbiamo parlato anche col sorriso, perché anche nelle cure palliative, quindi laddove si trattano temi di malattia e morte, si deve e si può sorridere. Il sorriso non è scherno, è leggerezza che non è superficialità. Ed è ciò che stiamo cercando di fare anche nel progetto che tu hai citato e ti ringrazio per questo, perché Società dei Sogni ingloba anche quella che è la mia passione e il mio percorso professionale in cure palliative. Questa associazione nella quale io, Domenico e Barbara, poi con il nostro presidente onorario Giancarlo Ghira, crediamo veramente tantissimo, ha come finalità quello di curare le fragilità e quindi anche i temi inerenti alla malattia e alla morte sono la fragilità, ma la fragilità che talvolta può emergere per diventare punto di forza. E allora Società dei Sogni vuole curare anche questi aspetti, parlandone tra la gente. Diciamo che una delle mie finalità generali è, in questo mi servo anche un po' dell'associazione grazie alla condivisione degli intenti di Barbara e di Domenico, di portare la cultura delle cure palliative anche tra le persone che non sono operatori sanitari, perché comunque è un diritto. C'è una legge che è la 38 del marzo 2010 che sancisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore come diritto per ogni cittadino italiano, adulto o bambino, e quindi è bene che la gente lo sappia perché può chiedere le cure palliative. Ecco, la Società dei Sogni, tra le varie finalità, perché ne ha anche altre, si prefigge di prendersi cura anche delle fragilità, della malattia, della morte e anche, come dire, provare a fare un percorso anche di educazione alla morte, che è quello che poi ci manca. Diciamo, il canale di maggior diffusione in questo momento è la nostra pagina Facebook, e tra l'altro tu la segui e ti ringrazio, dove sono presenti tutti i riferimenti, sia mail dell'associazione, sia telefonica. Abbiamo anche un sito che però è ancora in fase, diciamo, work in progress, però sul post della pagina Facebook stiamo lanciando un po' la campagna di iscrizioni, nel senso che noi ci autofinanziamo per poi promuovere altri eventi. Siamo una no profit, per cui tutto ciò che ci entra come iscrizioni, come tesseramento e magari la vendita di alcuni gadget ci permettono poi di creare altre cose.
E comunque Giulia, io volevo dire una cosa, veramente ti ringrazio tantissimo di questa opportunità, perché il fatto che tu su Feminas abbia portato non Denise Vacca ma l'informazione sulle cure palliative è una cosa importantissima, perché ti fai veicolo di informazione e quindi di cultura di un tema che è difficile da trattare ma che è doveroso trattare, che è anche un po' scomodo ma davvero è necessario, anche perché soprattutto ti dà una speranza anche sul fatto che anche in una fase così difficile della vita davvero non ci sia la solitudine, l'abbandono terapeutico, l'abbandono dei curanti, quindi grazie davvero. Grazie per le belle parole Denise, la nostra missione a 131 è di informare correttamente, che è una cosa importante.